dal vivo qui ospite a Target, di fargli fare quella che noi chiamiamo in gergo la controsigla, ovvero dopo la canonica sigla in video, questa musica dal vivo che insomma introduce la nostra trasmissione. Sicuramente non ne parleremo di coronavirus, non abbiamo le competenze, non vogliamo farlo, ci atteniamo come tutti dovrebbero fare a rispettare quelli che sono i dettami di chi ne sa più di noi, insomma, di quelli che lo studiano, di quelli che hanno un titolo per farlo, quindi insomma, e poi siamo in televisione, non ci possiamo né baciare né darci le mani, siamo veramente immuni da tutto. Ben ritrovati ancora con Target, il vostro talk show settimanale, mercoledì in prima serata su Televideo Agrigento e le CN92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e poi naturalmente durante il corso della settimana negli altri appuntamenti che il nostro regista ha programmato. Anche per questa puntata, dovrebbe essere la numero 17 dell'edizione 2019-2020, parleremo di cose che reputo interessanti, di personalità, di avvenimenti, di quello che insomma il nostro territorio ci offre e che noi con il nostro mezzo televisivo cerchiamo di amplificare facendolo conoscere a quanta più gente possibile. Siamo cioè alla fine di febbraio, questa settimana doveva iniziare il Mandorlo in Fiori, sapete insomma che come tante altre manifestazioni per colpa del coronavirus è stato bloccato, e speriamo che questa emergenza termini al più presto. Bene, detto questo, allora passo subito a presentarvi gli ospiti della puntata odierna. Lo avete visto suonare dal vivo, lui è Federico Mungiovi, è uno studente del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento con la sua chitarra. E poi vorrei che Giuseppe facesse un bel quadretto dei prossimi 3 ospiti, compresa anche la Coppa, l'istituto Ambrosini di Favara, c'è la dirigente scolastica, la dottoressa Milena Siracusa, e con lei uno studente, un bravo studente, perché è anche un campione almeno per il momento, si chiama Mattia Balli, e poi Angelo Trupia, che oltre a essere un insegnante, un professore dell'Ambrosini, è anche il vicepresidente dell'associazione Cuochi Totò Schifano di Agrigento. Con loro parleremo di cibo, ma non solo, insomma, anche di questa bella coppa che ha vinto Mattia. Proseguiamo con gli altri ospiti, altro quadretto per 2, in questo caso sono Piero Vita e Elsa Casà, entrambi regista, entrambi attori dell'associazione di Favara che si chiama Testi Queti, prossimi insomma a una nuova esibizione sul palco del Teatro San Francesco di Favara in Rassegnati. E poi l'ultimo ospite, proprio qui accanto a me alla mia sinistra, il vicepresidente regionale di AIDO, Associazione Italiana Donatori Organi, Salvatore Urso. Grazie. Sono questi i miei ospiti con i quali ci intratterremo per circa un'ora, insomma dura su per giù, insomma, questo non è che siamo proprio fiscali al minuto la nostra trasmissione. Bene, allora, dottoressa Siracusa, vogliamo introdurre questa bella coppa che diciamo credo che sia personale di Mattia, però è di tutto l'istituto praticamente, no? Sì. Il microfono. È la coppa che Mattia ha riportato a scuola nell'istituto di Favara che frequenta. Lui è un alunno della classe quinta D e ha partecipato ai campionati italiani di cucina che si svolgono a Rimini tutti gli anni e che prevedono la partecipazione dei migliori alunni di ciascuna regione in una competizione che poi porta ad un unico vincitore. Mattia quest'anno ha portato a scuola, a casa, la coppa e la medaglia di oro come primo classificato.
e allora questo premio che è di Mattia rende la scuola felice di aver raggiunto un traguardo importantissimo, se è vero che i concorsi come dire, premiano i migliori per competenza, per tenuta, per però capacità. stimolano un po' tutti gli altri, no? E Nel senso che stimolano anche gli altri tutti. vorrebbero. Per noi, diciamo, il raggiungimento di un successo dopo un lavoro che ci teniamo a dire abbiamo portato avanti assieme alla Federazione Italiana Cuochi, che con un proprio team di cui adesso ci parlerà il vicepresidente, avendo seguito Mattia per tutto il percorso della preparazione, chiaramente ha costituito quella conferma che la scuola ha necessità di lavorare assieme alle associazioni, in questo caso professionali, proprio per dare ai nostri studenti la possibilità di raggiungere le eccellenze. Certo, è un tutt'uno parlare di istituto scolastico dove si insegna a cucinare o a gestire una sala o una reception di un hotel, e naturalmente con quelli che già sul campo lo sono. Angelo, com'è stato il percorso di Mattia? Dicevamo un percorso piramidale, no? Iniziare dalle prime competizioni per arrivare alla finale nazionale. No, certo, perché è un lavoro di squadra, così come è stato anticipato, in collaborazione. Diciamo che questa preparazione ha delle fasi, per cui c'è una prima fase che è la selezione provinciale, poi superata questa fase si va alla selezione regionale. Il miglior allievo della regione va a rappresentare la regione, diciamo, nella gara che poi si svolge, in questo caso si è svolta a Rimini il 15 di febbraio, e c'è stato un lavoro di squadra, perché questo lavoro di squadra segue degli step veri e propri tra i docenti dell'istituto, tra i rappresentanti dell'associazione Cuochi Agrigento, Totò Schifano, e Mattia devo dire che è stato bravissimo poi, perché io l'ho seguito in prima linea nella parte finale proprio della gara. C'era una sintonia proprio tra le indicazioni che potevamo dare e consigliare a Mattia, ma Mattia, diciamo, che ha assemblato tutte queste l'opera finale doveva essere sua, sì, insomma, sì, no? sì, è stato bravissimo. Dici soltanto che cosa hai preparato nella fase finale, Mattia Balle, per far sì che, insomma, questa coppa fosse assegnata a te. A Rimini abbiamo presentato una trilogia, era un antipasto e era composto da 7 uova, perché il tema quest'anno era mondo d'uovo, e cominciava con una sfoglia di tuorlo marinato ripieno di gambero rosso e formaggio di capra, poi aveva una salsa all'aglio e ricci di mare, poi avevamo un uovo di quaglia poché su degli asparagi selvatici saltati con olio e aglio, della maionese di bottarga, del lime e delle uova di salmone, e per concludere una crème brûlée al foie gras e alle uova di lumaca adonite. Altro che fare 2 uova, anche perché ho scoperto, guardando la televisione, che questo cappello che voi portate sì, con tutti questi plissé e tutte queste cose si sì, riferisce sì, proprio alle uova chef Angelo si Tobia. riferisce proprio ai 100 modi di come preparare l'uovo. Uno pensa chissà che cosa, no? Un piatto eccezionale, un qualcosa di impossibile, invece. Vorrei aggiungere un altro passaggio, appunto, per far capire la difficoltà del tema di quest'anno, perché il tema era l'uovo, mondo uovo, e magari in maniera molto superficiale può essere classificato che ci vuole a preparare un uovo. Non è così, perché noi viviamo questa esperienza per la seconda volta. 3 anni fa si parlava di pesce azzurro e posso assicurare che è stato molto più semplice. Bene, poi parleremo un po' più approfonditamente di quello che succede nell'Ambrosini di Favara e naturalmente anche della passione, perché penso, Mattia, che uno che per scegliere una scuola di questo genere, insomma, lo sente, ecco, certo, non è una scuola qualsiasi, ti deve piacere. La passione è tanta. Ho scelto questa scuola appunto per questo motivo, devo dire mi sono sempre trovato bene. C'è una familiarità, ci sono i tuoi... Sì, diciamo che nell'Agrigentino Balli è il nome di una famiglia storica dei bar, quindi la Corà. E quindi diciamo avevi già un po' di infarinatura. Ecco. Avevo l'infarinatura. Bene, proseguiamo con conoscere gli altri nostri ospiti. Avevamo
proprio disturbato per fare la controsigla, Federico Mungiovi del liceo Empedocle. Sai che mi viene un po' difficile dire liceo musicale, no? Perché io mi sono diplomato all'Empedocle, per noi è il classico, ecco, liceo classico, invece adesso vedo che si apre alla musica. Tu hai scelto la chitarra perché, Federico? Sì, la mia passione principalmente è la chitarra e innanzitutto, diciamo, sono stato spinto a studiare chitarra innanzitutto anche da un contesto familiare che comunque si appoggiava anche alla musica. Ho iniziato anche qua c'è l'eredità, insomma. Sì, ho iniziato, diciamo, in prima media, quindi diciamo in una scuola media di indirizzo musicale. Ti ha aiutato un po'. Ho continuato gli studi lì e poi ho preso la decisione di iscrivermi al liceo musicale di Agrigento. Ma il liceo musicale nel vostro, diciamo, percorso di studi non avete niente a che vedere col classico, latino, greco, queste cose non le fate? No, non facciamo. Sono delle materie greco, specifiche. però ci sono delle materie di indirizzo proprio musicale, come ad esempio teoria, analisi e composizione, storia della musica, tecnologia musicale, comunque materie che permettono lo studio anche del proprio strumento, certo, perché queste sono le materie, diciamo, basilari, proprio quelli che servono. Un percorso che cammina a due gambe, ecco, sì. Quello classico di un istituto superiore e poi quello specifico della musica. Esatto, Bene. sì. Proseguiamo, conosciamo i nostri attori registi. All'inizio Elsa diceva il regista è grosso, la parola grossa, no, ma è così, il regista di una compagnia amatoriale locale può essere regista di una grande compagnia. Affiatamento tra Elsa Casà e Piero Vita, siete cosa, alla seconda, alla terza o di più, Elsa? 4, alla quarta. Alla quarta, quindi vuol dire che vi trovate bene, insomma. Sì, vabbè, più che altro per noi anche c'è di fondo un rapporto di amicizia. A proposito, Piero, come nasce questo piacere per il teatro? Ma è una passione che io ho avuto da sempre, anche da piccolo. Poi ho iniziato, come tutti penso, a scuola, nelle scuole facevamo le nostre recite. Poi per alcuni anni per lavoro sono stato fuori, poi sono ritornato a Favara e ho avuto la possibilità di entrare in una compagnia teatrale a Favara. Ho continuato, ho fatto, mi è piaciuto. E poi ne avete fatto una vostra? Poi ne abbiamo fatto, ci siamo ritrovati in un'altra compagnia, ci siamo trovati bene, appunto diceva Elsa, è nato un rapporto di amicizia che va al di là del teatro. E abbiamo deciso di fare una cosa nostra. Naturalmente vi trovate bene, insomma, lo fate in maniera rilassata, altrimenti non avreste scelto Testi Quieti come il nome della vostra compagnia. Sì. È proprio per questo, cioè per dire che non ne drammatizziamo, anzi rilassiamoci. In realtà il nome non è stato scelto da noi, ma il nome è stato scelto da mio marito e sua moglie, perché appunto ci dicevano sempre che andiamo loro rimanevano a casa e voi a testa quieta, avevamo i testi quieti e quindi il nome, diciamo, che l'hanno scelto loro. Bene, parleremo nel corso del nostro incontro della commedia che vi apprestate proprio a rappresentare il prossimo sabato a Favara, e conosciamo anche Salvatore Urso, AIDO, Associazione Italiana Donatori Organi, che proprio quest'anno festeggiato 40 anni, mi sembra, Salvatore? 47 anni 47 dalla anni. fondazione di AIDO Nazionale, proprio il 26 di febbraio del 1976. Proprio oggi allora? Oggi è il compleanno, veramente è stata una combinazione. La torta dovevamo fare veramente, e questo video che andremo poi a mettere in onda sarà orgogliosa la nostra Presidente nazionale Flavia Pietrini, che questa mattina proprio ha messo questo posti su tutta la nazione per festeggiare il compleanno. E Flavia Pietrini l'abbiamo avuto anche ospite qui alla Agrigento, è stata premiata con la mimosa d'oro.
47 anni di Aido Nazionale in campo locale, insomma, i primi precursori di questa nobile associazione si sono avuti quasi subito. Sì. Io mi ricordo, ero piccolino e sentivo parlare Antonio Liotta. Antonio Liotta è il nostro maestro nell'ambito del comune di Favara, e negli anni 70, fine 70-80 è stato veramente un gruppo molto coeso. Addirittura aveva organizzato convegni a livello nazionale. C'era un'altra normativa, un'altra legge, sì, insomma, era forse un po' più Comunque, difficoltoso anche noi a proporre Favara la donazione. Abbiamo lavorato tanto e ci siamo quasi ben voluti da tutta la comunità, perché siete presenti favarese in ogni manifestazione. Diciamo, prima c'era un'altra normativa, adesso anche la legge nazionale favorisce la donazione degli organi. Ricordiamo che uno può fare subito la dichiarazione che viene inserita nella carta d'identità elettronica. Questa è una vostra battaglia importante. È un grande passo avanti per la donazione degli organi, perché tutti i cittadini ormai con la carta elettronica o la tessera elettronica sono chiamati ad esprimersi quando vanno a rinnovare la tessera oppure per la prima volta. Ed è importante questo perché bisogna divulgare sempre di più la donazione. Noi, il nostro impegno è appunto questo, divulgare questo messaggio, che poi è un messaggio di altruismo, di amore, perché aiuta tutti. Nessuno può dire io di quest'acqua non ne bevo, perché purtroppo anche io... Speriamo di non essere mai donatori, però, e nemmeno ricettori, però insomma, non si sape mai. È importante però avere questo senso di altruismo, evitare che molta gente, ci sono circa 9.500 messi in lista che aspettano in lista di attesa, quel famoso dono, perché oltre la morte può continuare la vita. Bene, parleremo anche di questa nobilissima associazione. Come avete visto e come avete sentito, insomma, veramente abbiamo degli argomenti importanti e spero vi coinvolgano e continuerete ad ascoltarci e a vederci. Ritorniamo allora al nostro festeggiato, diciamo così. Ma professore Trupia, com'è Mattia a scuola? È veramente il numero uno? Sì, è il numero uno e ne ha dato dimostrazione. Ha ancora qualche tiratina d'orecchio ogni tanto. Vabbè, è un ragazzo. Perché? Sono 18-19, quant'è Mattia? 18 anni? Appunto, ancora. Mattia fa 18 anni proprio il giorno 15 di febbraio, quindi ha avuto un regalo, guadagnato. Mattia è sicuramente un ragazzo che molta umiltà e sacrificio può raggiungere altri step, non perché è arrivato questo riconoscimento, ma perché ha tutti i presupposti per poter raggiungere altro, continuare con questa strada delle competizioni, perché il cuoco libera scelta può seguire le competizioni da un lato, può seguire entrambe la libera professione e altro. Mattia ormai è all'ultimo anno di scuola. E poi può andare in televisione, consentimi pure, perché da un po' di anni a questa parte, insomma, è più famoso Bastianici che Adriano Celentano, insomma, nel senso che sì, però, la professione è molto diciamo sentita. Che in televisione si va dopo aver raggiunto i risultati. Ecco, dopo aver raggiunto, non prima. E a proposito di risultati, Mattia, naturalmente, come dicevo prima con Federico, magari uno sceglie la chitarra come strumento oppure preferisce un genere musicale piuttosto che un altro. Il cuoco preferisce cucinare qualche piatto piuttosto che un altro, anche lui ha una preferenza? Un cuoco deve essere completo a 360 gradi per essere chiamato cuoco. Per questo io sto spuntando a fare più esperienza possibile, sia a livello ristoranti, alberghi, villaggi turistici, in modo che ad essere completo. Però nel tuo io, insomma, se devo dare una preferenza, preferisco ovviamente i primi piatti. I primi piatti, la pasta poi.
Siamo italiani. Siamo italiani e quindi... Siamo italiani. Come ha detto il professore Tropia, ho fatto 18 anni il giorno della gara, quindi è stato il 18esimo migliore, non potevo chiedere. C'è stato molto lavoro dietro, molto sudore. Ovviamente sono stato aiutato dalla scuola e dall'associazione Cuochi Salvatore Schifano di Agrigento. E insomma vai in giro adesso con questa bella medaglia. Dottoressa Siracusa, dicevo che da un po' di tempo a questa parte la TV tiene molto in considerazione la cucina, insomma, la preparazione di pasti di un certo livello. Questa pubblicità, tra virgolette, vi aiuta anche nel mondo della scuola? Certamente aiuta a fare chiarezza rispetto a certi aspetti che sono fondamentali per questo lavoro come per gli altri, cioè che occorre essere dei veri professionisti e avere qualcosa da poter raccontare. Passi, e ci piace che passi il messaggio del rigore nella preparazione di un piatto, Masterchef il bastone, no? Nell'igiene, nei principi che presiedono alla preparazione di qualsiasi portata. Così come è necessario passi il messaggio, per esempio, che è fondamentale conoscere le lingue straniere per poter lavorare nel settore, per esempio, come sommelier o nel settore dell'accoglienza turistica. E allora tutto questo chiaramente adeguatamente filtrato anche a scuola con la guida dei nostri docenti potrà far comprendere davvero il senso. Non si va in TV per fare uno show, ma si va in TV per portare un messaggio che è quello che il talento viene premiato se c'è un'adeguata preparazione, se c'è il sacrificio, se c'è la competenza. La scuola indirizza i ragazzi nel senso di in cucina, sala o reception, o già i ragazzi vengono, diciamo, per frequentare quella specializzazione? Qualcuno di loro, come nel caso di Mattia, ha un background culturale familiare che lo porta a scegliere, a sentirsi più orientato verso quell'indirizzo. Di fatto i 5 anni, i 2 in particolare, quelli del biennio, sono proprio funzionali a scoprire verso quale peculiare indirizzo, prima si chiamavano articolazioni, ciascuno si sente portato. Di fatto tutte le iniziative e tutte le attività che vengono svolte all'interno della scuola, compresi i percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento, vecchia alternanza scuola-lavoro, sono un modo per far sì che ciascuno scopra davvero quale sia la propria vocazione. Quindi l'andare a fare quelle attività di lavoro, tra virgolette, all'interno di una struttura recettiva, chiaramente consentirà per quel numero di ore di scoprire a ciascuno di loro di essere più portati per la pasticceria piuttosto che per altro genere che è sempre legato a questa professione. Chef Angelo, io sono convinto che voi ve ne accorgete subito, però, se quel ragazzo o quella ragazza è lì perché deve andare a scuola oppure è lì perché lo sente e lo vuole veramente. Da come si approccia, da come inizia, insomma, a strumentare tutto quello che c'è da fare. Questo è vero. C'è da mettere in considerazione un altro passaggio, che qualcuno arriva sia a scuola o si presta in questo mondo magari ancora non sapendo bene quello che vuole fare e l'appetito viene mangiando. Quindi è compito vostro allora istradarlo, ecco. Quindi è andarlo a scoprire, cercare, capire, dare, stimolare sempre. Io parlo, quando poco fa si è parlato di stimoli, anche il percorso che ha fatto Mattia in questi mesi qua non è solo da stimolo per i ragazzi, ma è da stimolo anche per chi ci sta dietro, noi docenti, noi professionisti, per cui stimolare, trovare sempre dei stimoli nuovi è sempre positivo. Poi certo vediamo nei più giovani chi è già portato, chi già ha saltato anche a farlo ritornare un po' sulla terra subito, e dire che per arrivare ci vogliono sacrifici e impegno. Se dovessimo fare una classifica, comunque una statistica, professoressa, che la scuola in percentuale ha più cuochi, camerieri o recepzionisti? Ha più ragazzi che scelgono, studenti e corsisti che scelgono enogastronomia.
Chiaramente è fondamentale, da parte nostra c'è sempre il tentativo di far cogliere il ventaglio di possibilità lavorative anche per tutto quello che riguarda i servizi di sala e vendita, perché le statistiche parlano chiaro, mancano sommelier, o meglio il mercato del lavoro cerca sommelier, così come ai ragazzi non dovrà sfuggire in questo, per accompagnarli, che il nostro territorio, la Sicilia in particolare e poi anche l'Italia, vivono di turismo, sono, come dire, ricercano le giovani leve che mettano in condizioni tutti noi, tutto questo territorio di ripartire dal punto di vista del turismo, per cui in realtà le possibilità di lavoro ci sono per tutti. Al momento, un po' anche per tradizione, il maggior numero di studenti che frequenta questo istituto, peraltro in cui ha lavorato Totò Schifano, probabilmente memori di questa eredità per noi preziosa, diciamo ha sfornato, sì, ecco, più professionisti nel settore della cucina. Poi, non per sminuire il ruolo del cuoco, ci mancherebbe, il cuoco sta in cucina e noi mangiamo quello che lui ci prepara, però insomma il cameriero, comunque quello che ti accoglie nel ristorante, è il biglietto da visita, no? La carta d'identità di quello che potremmo trovare. E se poi nel ristorante c'è anche un eccellente musicista come Federico, le cose vanno ancora meglio. Federico, che cosa ci hai fatto ascoltare prima come sigla introduttiva della nostra trasmissione? Sì, ho fatto ascoltare il tema di uno standard jazz, All of Me, solamente diciamo l'inizio in questo caso. Quindi era conosciuto, diciamo, nella musicalità, non sapevo, diciamo, il nome quale fosse. Invece sì, adesso? Allora, adesso vi vorrei ascoltare un brano prettamente classico composto da Francisco Tarraga, che si chiama Capriccio Arabo. Lo sentiamo ben volentieri. A voi per Target Federico Mungiovi.
Chef Trupia, una bella cena al lume di candela con questa musica per assaggiare cosa? Un brodino no, non mi dire un brodino. No. Sinceramente sono andato su un dessert. Ah, su un dessert. Quindi a fine pasto, diciamo. A fine pasto, con un parfait di mandorle, con qualcosa. Bene. Federico, allora, dicevamo prima, parlando tra l'alunno Mattia e anche il professore Angelo, ci deve essere anche un po' una simbiosi, no? C'è anche certe volte un'amicizia o comunque una comunione. Credo che questo sia anche importante tra l'alunno che suona la chitarra e il suo docente di musica, no? Certo, assolutamente. È ottimo comunque che ci sia comunque fra l'alunno e il docente comunque un ottimo rapporto umano, oltre comunque l'aspetto, diciamo, didattico tra... Tuo insegnante di chitarra, per esempio? Io allora studio chitarra classica, diciamo, con il maestro Rocco Daniele Carlucci, docente comunque insegnante presso il liceo classico e musicale Empedocle, ed è mio docente di chitarra classica, mentre privatamente comunque studio chitarra jazz, diciamo, con il maestro Giuseppe Cammarata, maestro comunque... Come no, lo conosciamo Peppe Cammarata sicuramente. Giuseppe sì, è un, diciamo, maestro agrigentino, ecco. C'è una differenza, insomma, di impostazione, di suono, diciamo di approccio, più, ecco. Sì, di approccio a livello stilistico, perché comunque l'aspetto classico comunque rispetto a quello jazzistico comunque cambiano, comunque ci sono alcune differenze, diciamo, tra i due stili. Ma tu, senza essere sicuramente dire delle blasfemie, ti senti più Jimi Hendrix o Carlos Santana? Nessuno dei due. Perché comunque io, diciamo, studio chitarra classica, sono di impostazione classica, comunque il mio obiettivo è continuare con la chitarra classica anche comunque dopo il liceo musicale, ecco, quindi andare in conservatorio e con la chitarra classica. Bravo, bene, bravo, complimenti Federico. Ritorniamo al nostro idol, l'associazione Donatori Organi, diciamo 47 anni in tutto il territorio nazionale e anche qui a Favara, da Agrigento, insomma, nel nostro territorio, un gruppo molto attivo, presente praticamente in ogni manifestazione per far sì, insomma, che la cultura della donazione sia presente in tutti. Salvatore. Sì, noi siamo presenti ad Agrigento, ma in tanti comuni dell'Agrigentino. È giusto il microfono che sta quasi cadendo, ecco, lo mettiamo dritto, bravo, così, ecco, così lo tengo magari io. No, va bene così. Gira. Apriamo, va bene, ecco. Vai. Noi siamo presenti in tanti comuni. Quest'anno abbiamo fatto veramente, con delegazione dalla parte della Presidente nazionale Flavia Petrin e del Presidente regionale Guido Berlinghieri, ci ha incaricati a formare tanti gruppi nell'Agrigentino. Siamo stati già a Menfi, abbiamo creato un gruppo comunale a Edo, proprio Sofia Tedesco. Ti parlavo della ragazza Sofia Tedesco. E poi all'ultimo vedremo qualcosa, insomma, poi che a Sciacca, un altro gruppo molto importante, ma quello che ci fa onore veramente è avere creato Palermo. Palermo come capoluogo della Sicilia era zero come gruppi comunali. Vuol dire che lì a Palermo c'è il CRT, no? Il centro regionale trapiante. C'è tutto lo staff, diciamo, della trapiantologia, quindi anche loro hanno il CRT, ci viene sempre incontro in qualunque altra manifestazione che facciamo. Però, diciamo, un gruppo a sé, ed è formato un gruppo meraviglioso, è formato da medici dell'ISMET, medici del civico, dell'ANAS civico, da nefrologi, dico, una struttura veramente molto importante. Ora già abbiamo creato anche fuori provincia, Caltanissetta, abbiamo creato Serra di Falco, domani saremo a Serra di Falco e già c'è in programma pure altri gruppi che stanno nascendo. Abbiamo creato il gruppo di Agrigento, giorno 1° marzo ricostituirà il gruppo comunale di Favara, che abbiamo dedicato al ragazzo Nunzio Papa, un ragazzo di Palermo che ha dato la vita e noi
E a proposito di Favara, non lo so se ci sono anche in altri comuni della provincia della Sicilia, c'è un bellissimo angolino proprio all'ingresso della biblioteca comunale, uno spazio verde dove c'è proprio il giardino del donatore, c'è quella bella targa, insomma, dove forse ogni giorno andate lì, insomma. Noi ormai abbiamo preso l'appalto, perché oltretutto dobbiamo essere sempre grati a chi ha donato. Quell'angolo è un angolo veramente importante, perché molte famiglie che hanno donato gli organi vanno anche a pregare in quel piccolo giardino, un mondo, ma anche da fuori, non solo di Favara, perché a Favara ci sono tanti donatori. Noi ogni giorno andiamo anche a salutare gli amici che hanno fatto questo gesto. E poi andate sempre nelle scuole, non manca occasione, insomma, per essere presenti, incontrare gli alunni e spiegare loro quelle che sono le normative e il grande valore della donazione. Sì, l'informazione che facciamo a scuola è di una grande utilità per la comunità tutta, perché informare i ragazzi, noi andiamo nelle scuole e quando parliamo di donazione quasi quasi sconoscono questo argomento. Quando usciamo ci vengono a ringraziare, perché non sono materie diciamo curriculari, quindi informare, perché noi parliamo con 30, 50, anche 80 ragazzi, però sappiamo che quel messaggio arriva in tante famiglie, quindi si moltiplica, si triplica. Non dico come il coronavirus che si moltiplica contagio, ma questo è un contagio bello, questo è un contagio molto positivo sicuramente. È importante la conoscenza. Poco fa parlavi della scelta in comune che si fa nei vari comuni che hanno aderito alla carta elettronica, e molta gente quando arriva davanti per fare la richiesta del documento di identità e viene chiesto appunto se vuole essere sensibile alla donazione degli organi, molta gente purtroppo non sa di che cosa si parli. Quindi è importante anche il ruolo dell'ufficiale di anagrafe, insomma, ci sono molti dell'ufficio della carta di identità. Noi ce ne accorgiamo con le statistiche del CRT che ci manda, che ci sono comuni molto virtuosi a livelli nazionali nella nostra provincia, ma ci sono comuni pure con molte opposizioni, e questo è perché fate gli incontri con i noi andiamo pure con i dipendenti. Abbiamo per esempio qua nella nostra provincia abbiamo il più virtuoso che è Real Monte, così piccolo e al livello di 96% di sì e il 4% di opposizione. Ci sono comuni purtroppo che dipende anche dall'informazione in quei comuni o dalla sensibilità che hanno gli impiegati, perché là è un punto molto cruciale, perché quando l'impiegato chiede a una persona anziana vuoi donare gli organi, quella è un'opposizione sicura, certo. Quindi l'informazione è importante e noi stiamo facendo pure informazione. E noi per questo vi abbiamo e ti ringraziamo. Bene, parleremo ancora, abbiamo ancora un altro po' di tempo. Ritorniamo al teatro, dicevamo gli amici Testiqueti che sabato, il 29 sabato, sì, al Teatro San Francesco di Favara, nell'ambito di Rassegnati, presentano il loro ultimo lavoro che si chiama Pupi e Paparazzi. Piero, ne vogliamo parlare? Sì, noi è per la quarta volta consecutiva che parteciperemo alla rassegna. Dobbiamo ringraziare il direttore artistico Peppe Cioppino che ci dà sempre questa possibilità. Pupi e Paparazzi è una commedia moderna, cercheremo di svelare poco perché fra due giorni si ride. Sì, si ride, è una commedia brillante, comica, visto c'è qualche messaggio? Sì, pure. Il messaggio è completo. Il messaggio sicuramente c'è. La trama della commedia è centrata su un personaggio che fa il fotografo e gli succederanno tantissime vicissitudini che alla fine risulterà. Ci sarà un fotografo è Piero Vita? No.
Sei tu il fotografo? Il fotografo sono io, sì. Sì, Elsa invece chi è? Purtroppo io sono la moglie del fotografo. Ti tratta male? No, non mi tratto io, al contrario, tratto male lui. Ma diciamola qualcosa, dai, magari come inizia, dai Elsa, Allora, svediamo poco però, poco. In pratica c'è questo fotografo che ha avuto un passato glorioso e si ritrova a fare conti con la realtà di oggi, con la crisi. Non c'è più persone da fotografare allora? No, problemi di lavoro, anche problemi di coniugali. Però allora, durante la commedia, la trama succedono. Poi si aggiustano le cose. Insomma, sì, diciamo di capito, sì. non volete dire Sì. no, ma anche perché no, diciamolo subito, cioè chi è che ci ascolta non può andarla a vedere questa commedia, perché già è tutto sold out, cioè non ci sono fortunatamente sì. Non la sveliamo a chi verrà un po'. Elsa, Piero ci ha detto come è iniziato questa sua passione per il teatro, fin da scuola, le prime recite. La stessa cosa anche per te? Diciamo di no, perché io in fondo sono una persona un po' timida, mi imbarazzo facilmente, come per esempio in questo momento, però diciamo che la mia è stata più una sfida con me stessa per superare appunto questa mia... Una terapia, una cura allora? Sì, perché soffrendo di attacchi di panico e di ansia, questa cosa un po', diciamo, l'ammortizza, sembra strano. Vabbè, una che soffre però... di ansia e di panico, trovarsi sul palcoscenico con le persone che sai che ti guardano e che ti potrebbero giudicare... però diciamo che è stata un'ottima terapia per me, sì. Ci sei riuscita allora a superare tutto? Sì, anche perché la gente non si vede, se si vede al massimo la ci prima sono fila, le luci un pochettino non vedi niente, poi ti concentri e quindi non pensi più a chi ti sta a guardare. Facciamo un piccolo passo indietro. Nella vostra precedente commedia siete stati anche fuori da Favara con Minchia signor Tenente, sì. Anche perché forse è un tema completamente diverso, un tema molto più serio, si parlava di mafia. Noi siamo stati fuori anche 3 anni fa, siamo stati in provincia di Siracusa, siamo stati invitati in una rassegna in provincia di Siracusa. Il nostro scopo è prima di tutto divertirci, ci piace, noi facciamo le cose, soprattutto andiamo sul moderno, cerchiamo la nostra compagnia tendenzialmente è formata da giovani. Sabato chi verrà a vederci è giovane, insomma, giovane e meno giovane. Il più giovane sono io, non sto dicendo il più vecchio sei tu, non il più giovane. Era per a noi fa molto piacere ed è sarebbe molto importante che i giovani venissero a teatro, perché oltre che fare teatro, che è una bella realtà, è cultura anche fare teatro, andare a teatro è bello perché si passa del tempo. Dopo una cena con la musica, una bella serata a teatro non farebbe male. Però devo dire insomma, che a Favara c'è molto fervore, diverse associazioni, magari qualcuna storica, qualcuna nata ultimamente, che lo sentono questo teatro. Vabbè, sì, anche perché Gioppino è stato bravo a... Gioppino è il direttore artistico di Rassegna, insomma, lo conosciamo, l'abbiamo avuto anche ospite. Diciamo, ogni anno ha fatto qualcosa in più e quindi adesso andare a teatro, anche per chi ha una certa età, diciamo che adesso ne capisce di più di teatro. Oltre a essere attori, voi siete anche registi, l'abbiamo detto. Come combattere con i vostri... Ah, mamma mia. Sì. No, dai, diciamo che siamo fortunati perché abbiamo i ragazzi che ci seguono, sono collaborativi. Purtroppo sembra facile organizzare una cosa del genere, ma invece dietro c'è tanto lavoro. Sì, poi ognuno ha il proprio lavoro, ha i propri impegni. Sì, è difficile organizzarsi, anche la sera delle prove, combaciare tutto. Sì, purtroppo siamo, a causa del lavoro, alcuni finiscono tardi, siamo costretti a stare fino a tardi a fare le prove. Però Piero, è una tu sei passione. più cattivo di Elsa? A fare regista? No. Sì. Dipende perché ci vuole qualcuno che dia una direzione come in tutti i contesti, penso che ci sia, però bisogna avere il bastone e la carota, ovviamente, come si suol dire.
Non lo so, questo lo devono dire gli altri. Questo non lo so. Caro chef Angelo, parlavamo all'inizio di coronavirus, diceva pure il professore Salvatore Urso di questo contagio positivo dell'aido, ma se tu dovessi cucinare sto coronavirus, come lo faresti per farlo subito in 4 e 48, insomma? Una bella brace, o no? Tra brace, al forno. Affogato In camicia. Affogato così. Affogato direttamente. Si parla di coronavirus. E a proposito di tendenze, io credo che anche in cucina ci siano delle tendenze, insomma, in relazione magari, non lo so, a quello che il cuoco e lo chef rinomato di turno può proporre. In questo periodo c'è qualche piatto che insomma, ha un riscontro maggiore? Si parla sempre un po' di apericene, quindi diciamo queste cose veloci e fugaci. Ovviamente cambia il modo di vivere, cambiano le tendenze e in automatico si trascina, anche si porta appresso un po' il consumo, il tempo che le persone hanno per consumare, e ci sono le abitudini, per cui sicuramente... È vero che noi abbiamo la brutta abitudine della cena e non del pranzo. Sì, se poi penso un attimino al professore Berrino che ci dà delle legnate, anche a noi cuochi, diciamo, ci tira le orecchie diverse volte, quale fare una buona prima colazione e quasi quasi non cenare. Invece no, dalle nostre parti la cena completamente ha la un cena significato migliore. Con un'alimentazione di prodotti sani, prodotti del territorio e leggeri, quindi ricche di fibre. Io devo dire che le tendenze attuali per quanto riguarda la federazione, che sta divulgando un po' a livello mondiale, non solo nazionale o regionale che sia, si sta mirando tanto sugli sprechi alimentari, che bisogna evitare sprecare lo spreco, quindi riallacciando un po' sia al concorso che ha fatto Mattia, nella scheda tecnica di valutazione tantissimi punti ce l'aveva appunto il paniere che il concorrente porta, e far vedere che è inutile, se deve preparare per 4 persone non c'è bisogno che porta la merce per preparare 8 portate, 7 portate, spreco, quindi spreco alimentare. Stare attenti ai consumi anche di altro genere, consumo dell'acqua, consumo del confezionamento, ma si mira tanto, e la tendenza attuale è quella della tracciabilità dei prodotti, tracciabilità ovunque e comunque, nel consumo, nella preparazione, nel proporre al cliente. Quindi questa è la tendenza vera e propria che c'è, diciamo, nel settore, nel mondo cucina. Diceva prima Mattia che lui, diciamo, naturalmente deve avere esperienza a tutto tondo, però predilige la pasta. Invece Angelo Trupia cosa predilige? Per me è una cosa un po' strana, devo dire, perché con l'esperienza di aver lavorato fuori io preferisco i primi piatti. Primi piatti pure? Sì, primi piatti, però tendenzialmente più risotti. Io per i risotti, cioè, così come parlava prima Piero, si parlava della passione che c'è, io provo passione a realizzare quel piatto, quel risotto. È più difficile il riso o lo spaghetto? Forse bisogna più lavorazione al riso. Sì, il riso come tempo sicuramente sì. Come tempo è sicuro, poi ci sono delle basi diverse, là parliamo di un piatto espresso magari, o spaghetto. Dipende poi la varietà, la tipologia, se parliamo di uno spaghetto di grani antichi, se parliamo di un ottimo riso italiano, è difficile ma bello. Bene, cara dirigente scolastica, ho visto, anzi so perché faccio anche il giornalista, quindi diciamo che mi informo, e poi sono anche di Favara, quindi passando la sera dalla vostra strada vedo tutto illuminato, vedo la scuola aperta. Fate H24? Beh, a volte sì, per lavoro, ma non noi. In realtà i corsisti che frequentano le classi dei corsi serali
frequentano la scuola in orario pomeridiano. E questa è una delle caratteristiche dell'istituto alberghiero Gaspare Ambrosini di Favara, cioè quella di avere all'interno degli studenti che frequentano l'istituto anche giovani adulti che in qualche modo hanno pensato e hanno scelto di darsi una seconda possibilità, cioè di conseguire un diploma di istituto secondario superiore che apre a tanti lavori, a tante opportunità. Quindi è la scuola serale, insomma, una volta magari uno si prendeva serale, la licenza media così per oggi fare qualcosa, oggi invece... Adulti. È molto bello avere queste classi numerose, vedere questo esempio di impegno anche per i nostri studenti, perché capita talvolta che alcuni nuclei familiari hanno nella stessa scuola e con lo stesso impegno i figli al mattino e i genitori la sera. Ma il genitore perché lo vuole fare, diciamo, il cuoco di professione o perché vuole cucinarsi bene lui a casa? Beh, credo che si tratti di una scelta molto personale che a volte subentra perché non c'è più lavoro in un impiego che si svolgeva prima. Tante volte perché si è messo nel cassetto un sogno da bambini o non si è opportunamente valutata l'opportunità che obiettivamente l'istruzione professionale riesce a dare in un momento di grande crisi lavorativa. Per cui capita che questi corsisti frequentano i 5 anni, conseguono il diploma e subito dopo riescono a lavorare o come insegnanti tecnico-pratici negli istituti che hanno questo tipo di indirizzo, ovvero decidono di accendere un'attività commerciale, diventare imprenditori della ristorazione, e in questo caso serve questo tipo di preparazione. So che avete anche una sezione distaccata, se possibile possiamo chiamarlo, o comunque l'avevate fino all'anno scorso, quest'anno non lo so, me lo puoi confermare, anche nella casa circondariale? Sì, ci sono 13 classi funzionanti. Addirittura, nei vari spazi. Un vero e proprio istituto allora. Un vero e proprio istituto che segue chiaramente una situazione di condivisione con la direzione del carcere che con secondo le opportune direttive che ci vengono date a livello appunto di direzione, consente anche alla popolazione detenuta di eventualmente riscrivere il loro futuro, di riempire gli spazi e i silenzi all'interno di quel contesto e comunque di darsi una possibilità di formazione. È molto bello sapere che sia all'interno del carcere che all'interno dei corsi serali vengono offerte una serie di opportunità che non vanno soltanto legate ai contenuti, alla lezione, ma che sono scambi con il territorio, richiesta di collaborazione alle associazioni, approfondimento su qualche cosa che già si è studiato. Questo proprio perché anche il corsista adulto deve avere lo stesso tipo di offerta formativa e deve esercitare il proprio diritto all'istruzione parimenti ai più giovani. Bene, e a proposito di giovani, Mattia, dicevamo tu sei al 5º anno quest'anno, no? Quindi già siamo di maturità. Siamo pronti di maturità. Hai scelto già il tuo percorso, insomma? Sì, ho scelto. A proposito, prima si faceva la stagione, si fa sempre la stagione d'estate? Sì, certo. Avete delle convenzioni con degli hotel? Tu sei stato dove, per esempio? E io qua nella Grigendino. Certo, poi insomma. Sì. Dopo il diploma andrò all'Alma, che è l'Accademia della Cucina Italiana, è una scuola internazionale. Una specie di master, cos'è? Un'università? Chiamiamola un'accademia. Un'accademia di cucina. Quindi un livello superiore ancora di istruzione. Quindi aspiro a fare lo chef di un ristorante stellato o comunque lavorare in quel contesto e spero che bisogna studiare ancora. Sì, ancora la strada è molto lunga. È molto lunga. Bene, bene. E la strada, anche la nostra, insomma, sta quasi per volgere al termine, come avete visto e spero, insomma, apprezzato, abbiamo parlato veramente di cose interessanti e soprattutto che fanno grande il nostro territorio. Ritorniamo a Federico, dicevi la scuola, il liceo e poi cosa c'è, Federico?
E poi il mio obiettivo è continuare presso il conservatorio comunque, quindi approfondire i miei studi e laurearmi comunque in chitarra classica e diventare insegnante, appunto il mio principale obiettivo è diventare insegnante. Per il momento sei solo esecutore oppure ti cimenti anche nella composizione, insomma, nello scrivere qualche musica? Diciamo che non proprio nella composizione, ma diciamo nell'arrangiare, però diciamo è una fase in cui sto entrando, quindi diciamo sono proprio alle prime armi, però mi piace comunque anche l'aspetto compositivo e perché no in futuro comunque anche trattare questo argomento. Tradurre in note quello che è il suo pensiero è bello, certo, insomma, come fa il poeta, come fa il paroliere. Certo. E adesso un'altra esibizione ci devi dare, sì. Federico. Dove andiamo adesso? Vi farò sentire diciamo un brano brasiliano composto da Jobim, Antonio Carlos Jobim, che il brano si intitola One Not Samba. E prima che inizia a suonare Federico Mongiovi devo dire ai nostri ospiti che poi ci saranno i saluti e come tradizione di Target noi non vogliamo un semplice grazie, arrivederci e buonasera, ma vogliamo qualcosa di più, non lo so, pensate una frase, una citazione, un pensiero, un buon proposito, un messaggio, insomma qualcosa che è inerente naturalmente alla vostra professione. Intanto ancora Federico Mongiovi e la sua chitarra. Bravo Federico, un po' di aria brasiliana. E volevo chiamare qui proprio in diretta Giuseppe Vitello, prego, con il calendario. C'era anche Fabio, no? Preferisce di non venire Fabio? Vabbè, lo salutiamo pure a noi. Prego, mettiti qua accanto al... Toto, loro sono un braccio destro e un braccio sinistro, no? Fabio e Giuseppe. Sono i miei amici migliori. Allora, vedi qua, che cos'è questo? Mettiamolo in favore di telecamera così c'è Giuseppe che lo questo è un messaggio che Sofia Tedesco manda anche dopo la sua fine, veramente uno stop alle stragi, perché questa è una ragazza che è morta nel nostro territorio di Favara, alla Crocca, 2 anni fa, e i genitori stanno divulgando questo calendario che fanno ogni anno in tutti i nostri incontri che facciamo nei comuni o nelle scuole. Quindi doppio messaggio, la donazione e cercare di evitare le stragi perché è importante.
Immagina che a Memphis, quindi non avevano niente a che vedere con la ragazza Sofia, hanno intitolato il gruppo proprio a Sofia Tedesco, un grande messaggio d'amore e di altruismo, perché come sappiamo Sofia ha salvato 7 bambini, quindi ha ridato vita. Un grande gesto di amore. Un grande gesto d'amore. Bene, bene. Continuiamo, anzi iniziamo proprio da Salvatore Urso e gli amici dell'Aido nei saluti. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie anche a Giuseppe. Fabio non è voluto venire, va bene. Il tuo saluto, Salvatore? Il mio saluto è sempre lo stesso: donare è vita, perché non sappiamo quello che ci può succedere girando l'angolo. Tutti possiamo essere riceventi, anche se vogliamo anche donatori, quindi donate, donate, donate. Grazie a Elsa Casà, Testi Quieti assieme a Piero Vita. Elsa? Che devo dire? Venite a vederci a teatro e a passare una bella serata, così magari alleggeriamo questo periodo pesantuccio che c'è per ora. Piero? 29 febbraio, Teatro San Francesco, Favara. Venite a vi teatro. siete fatti la pubblicità, sì. A posto. Vediamo cosa ci dice Angelo Trupia, vicepresidente dell'associazione Cuochi Totò Schifano di Agrigento. È difficile, visto il momento che stiamo vivendo come associazione. Noi veniamo da campione italiano degli istituti alberghieri, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Stoccarda con Massimiliano Ballarò, 11° assoluto a livello mondiale, medaglia d'argento con Liborio Bivona di Memphis, che fa parte sempre della nostra associazione. Io dico che ancora diciamo che il premio o il piatto, la preparazione più buona ancora la dobbiamo preparare e la dobbiamo raggiungere come premio. Quindi... Grazie a Milena Seracusa, dirigente scolastico dell'Ambrosini di Favara. Noi vi ringraziamo per averci dato la possibilità di raccontare questa straordinaria esperienza. Vogliamo essere la scuola di Mattia Balli, perché Mattia ci ha dato la conferma che il merito viene premiato quando è sostenuto da un impegno, da un'umiltà, da una testardaggine quale è quella sua, perché il premio di Mattia premia anche il lavoro dei docenti, molto spesso sottovalutato, sottostimato, ma è chiaro che dietro la sua vittoria, oltre la sua famiglia, oltre lui, c'è la federazione e ci sono i professori, e quindi Mattia ci fa scoprire, ancora una volta confermare che dalla contaminazione tra la scuola e le forze esterne davvero possiamo e dobbiamo essere ottimisti per il futuro di questi giovani talenti. E allora vediamo il saluto e il prosieguo di Mattia Balli, lo studente dell'Ambrosini e della sua coppa e della sua medaglia. Sì, volevo soltanto dire che i sacrifici e l'umiltà portano sempre a dei traguardi, qual è questo che abbiamo portato in porto con la scuola e con l'associazione. Grazie anche a Federico Mungiovi e la sua chitarra che ci ha alletato nella puntata odierna. Grazie a voi, penso anch'io che l'umiltà comunque apre tutte le porte e non dobbiamo rimandare comunque a domani quello che possiamo fare oggi. Grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.